Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. The region unveils education funding for schools and universities. Friuli Venezia Giulia has allocated nearly 60 million euros for student support next year. For the first time, ITS Academy students are formally integrated alongside university students under a single scholarship and housing framework. Da ieri sono online i bandi per l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario, borse di studio e alloggi fondamentalmente, oltre a tutti gli altri interventi che vengono messi in campo, che si apriranno dal 15 luglio. Destinatari sono gli studenti universitari e in maniera strutturata da quest'anno gli studenti del sistema ITS. Venice waives €50 tourist fee to tackle over-tourism. Venice may soon raise its controversial day tripper fee to as much as €50 on the busiest days as city officials look for new ways to tackle over-tourism. Introduced in 2024, the access fee was the first of its kind in the world. Women driving growth. Business leaders meet the governor. Friuli Venezia Giulia Governor Massimiliano Fedriga met with representatives of IDFVG, the Regional Association of Women Entrepreneurs and Business Leaders, in Trieste on Monday. The discussion focused on economic competitiveness, innovation, workforce development, and the contribution of female entrepreneurship to regional growth. Italy swelters under early summer heat wave as temperatures near 102 Fahrenheit or 39 degrees Celsius. June is bringing August-like heat to Friuli Venezia Giulia, with temperatures expected to reach up to 36 degrees Celsius in some areas this week. Forecasters say a mass of hot air from North Africa is driving the unusually early heat wave, while high humidity along the coast will make conditions feel even warmer. Pedocin, tradition or a relic, inside the debate at Europe's last gender-separated beach. È bello perché noi donne siamo più libere, senza l'uomo, ottimo. Un po' strano, si dicono che siamo degli Oh, it's always been like this and I like it because men are on the other side and here we can relax. Credo che non ci siano problemi, ecco, da tanti anni che è così e le donne si trovano bene a stare tranquille tra di loro senza l'uomo a fianco, anche diciamo magari senza reggiseno e quant'altro. Poi ci sono tante altre spiagge qua a Trieste dove poter stare insieme, quindi secondo me va bene così, ecco, non penso ci siano problemi. È una cosa carina anche perché magari anche le donne si sentono più libere anche di essere, diciamo, di potersi togliere il costume, abbronzarsi e cose così. Sono qui, vuol dire che si sta bene, cioè proprio io sono da penso una quarantina d'anni che vengo sempre mia moglie va dalle altre parti. Praticamente i miei bambini sono cresciuti qui, sono diventati grandi, noi non abbiamo perso l'abitudine di venire qui, anzi adesso vivo con la nipotina, quindi proprio per noi è un bagno intoccabile. Thank you for watching in Trieste Web TV. We speak her language.